L'incidente sul posto di lavoro questa mattina alle 6 qui alla Hotel Service di via Paganello 19, laterale di via Camarcella a Mestre. La corsa in ospedale, il lungo intervento per i gravissimi pluritraumi riportati, tutto è risultato inutile. Nel pomeriggio la notizia della tragedia. Non ce l'ha fatta Aline Shamiul, l'operaio bengalese rimasto letteralmente schiacciato da una pressa andata in blocco e che cercava di rimettere in asse purtroppo a sue spese. Tra pochi giorni, il 1° luglio, Aline avrebbe compiuto 34 anni. Li avrebbe festeggiati insieme alla giovane moglie connazionale con cui da tempo si era trasferito qui a Mestre, in via Napoli, proprio a pochi passi dal posto di lavoro, dove, dopo il gravissimo infortunio, l'attività è proseguita normalmente, senza alcuno stop né rallentamenti. Qui nessuno vuole parlare né rilasciare una parola di cordoglio per la moglie, rimasta sola. Cordoglio che invece corre sui social la notizia che il 33enne non ce l'ha fatta, morte per la quale ora l'intera comunità bengalese di Mestre si dichiara in lutto. Questa di Aline, da inizio anno, è la 37esima morte sul luogo di lavoro in Veneto.